Custu è su conto de un imperadore chi pensat a scete vestirisi. Ollia sempre vestiri nous e lucentes. Passat totu su tempus innanti de su sprigu e arricciat a sceti maistu de pannus, tessidoris e vendidori de roba. Dus improseris iant pensadu de lu collunai e de divinigai unu bellu pagu de inai. Iant fattu curri osci d'essi maistus de pannus meda bravus in s'arte insoro e de sciri d'essi una calidade de tela chi viat a spantai sa gente. S'imperadore diat a Scipiu e lu siat cumbidaus a su palazzu reali. Nant causatrus seit tessidoris meda bonus e ca scireitessi una razza de tela chi fait meraviglias. Di aici narat sa gente, ma berus est, iat nau s'imperadore. Maestadi, fostetti chistionendi de cussa tela, totu pintata, chi cambia colori fatto, e chi la pote intibiri scetti gustus chi tenent intelligenzia meda manna. Proprio aici. A paredin di sicuro, maestadi, con cussa tela, Deus a fare su estiri più bello de su mondo. S'imperadore fu da parrà pensando un pago e poi disse a nau. Ma tanto con custa tela Deu ia pote comprendi chi ne est intelligenti e chi ne est scimpro. E lo no, a paressendo di sicuro, maestadi, ca in pago tempus, danta vestire a pillu totu is scimprus de su regno su. Iant risposto i dus improseris. E s'imperadore pregiau una vasca de los apprenus de inai. I du maistus de pannus si furiant postos a traballai luego con dus trebajos, ma viant sceti vinta de essi, e tutta sa gente chi los ubiria da narada. Ma castiai da bravus chi vunti, castiai comente traballant bene. Is pannus chi vainti funt una cosa stravanata. Dall'astima chi scetti sa gente intelligenti pozza avere tutta questa bellezza. S'imperadori non biria sora de biri custos pannus, ma innantis ia pensau de mandare su primo ministru ca tenia fama d'essi meda intelligenti. Custu fu mandau, ia castiau is trebajus e non abbio nulla. Ma commenti potete essi questa cosa? Ia nau a intro de sé. Fruzzisi ca Deus è scimpru. E tantus, li ha preguntau uno dei tessidoris, e ittandi narada de questa meraviglia. Bellus, gli ha fatto su ministro, cosa bella di aici non dapo mai più. Su primo ministro gli ha torrau sa sceda s'imperadori e di annao ti hai più una tela de una bellezza 10 manna che a fueddus non si podia annai. Però su soberano, che non fiat ancora sicuro, ia voglio provare con un'altra persona e di aici ia decide de mandare una dama de sa corte imperiali. Sa gali tenia fama d'essi meravini scioperenti pannus e vestiris. I savuru, però, ia più istrepagius sbuitus, e tutti si toris furiant inguni, tutto murighenti, e pariant avvendi di averus unu traballu mannu. Uno dei gustus da preguntat. E tante li pare, diegent custus pannus a s'imperadori nostru o non diegent? Mancai non essi più nudda, non volenti passare po scimpra, sa dama de corte iat scrillitau. Ta cosa bella chi funti birendi so con miusu. Una cosa aici, sicuro che diege da s'imperadori nostru. Sa femmina fu torrata accanto a s'imperadori e ia contau su spanto de cussus pannus. S'adia infatto, s'imperadori viat andau isse tutto accanto furiant traballenti i dus tessidoris improseris. Commenti fu lompia inguni, s'indivia tutta a su strau, poitta ca non ia più nudda. E in sarasa, maestadi,
E tanti pensa a mezzè, di apprecontà uno dei sidori. Finza se isso, dimenti commenta isattroso de passai co scimpru, e ha risposto. Pannos di aici bellos, Deo non dappo mai bio. Ollo chi mi vazzesi luego i vestirisi, chi depo incingiare cida chieniti po sa festa mia. A parridin di sicuro, maestadi, i vestiri susu antesse una cosa de non crei, e su populu da dalabai. Fut arribata sa dia de sa festa, e il maestro de vannos, fendi finta de portai i vestirisi, furiant andaus a su palazzu, po vestire su re. Tutta sa gente chi fut in su palazzu, mancai non si viu nudda, poitta non duia nudda de biri, fiat uniagi di alabanzias. Tanto s'imperadore, tutto bello e pregiau, ci via pessiu, poi si va i biri de tutto su popolo. Omminis e femminas e pippius de tutta sa cittadi e de vidas accanta furiant totus in sa prazza innanti de su palazzu, avettendi andi essiri s'imperadori, po biri custos vestiri nous. Ma commenti antabia s'imperadore a mudandas, furiant parraus totus spantaus. E mancai totus dubiriant ca cussu portà scetti mudandas, nemmus, narat sa veridadi, timenti de passai po scimpros. Però, unu pippiu chi fut ingunia innantisi, birendidu di aici cuncodrau, e annau a voce arta. Mirai, mirai, s'imperadori è spollittu tutto, potta da scetti mudandas. Scetti dandus, sa gente si fut accattata de sa veridadi. Totus iant cumenzau a vocinai. È verus, non porta vestirisi, porta scetti mudandas. A s'imperadori ne fut appriuzzata sa peddi, poi tasciriat ca sa gente teniat ragioni. Ma però, noi a buffi ammitti da esistettu collunau, e ia sighiu a andare innantisi accumpangiau de srevitoreddos, che apoderanta sa goa de uno istiri che non esistiat.